Ritorno con un argomento a bomba, anche perché vi devo delle spiegazioni. Perché correre in kart costa così tanto, santo Dio? Amici di podcast, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. Si ritorna con i video lunghi, come vedete location diversa, setup con una qualità migliore spero, e probabilmente provvisorio? Capiamo, scoprirete tutto nei prossimi mesi, almeno spero. Ritorno con un argomento a bomba, anche perché vi devo delle spiegazioni. Per quale cazzo di motivo si deve spendere così tanto per correre? Perché correre in kart costa così tanto, santo Dio? Una domanda di quelle catartiche, ma andiamo ad analizzare con criterio quali sono le spese che si devono affrontare per correre in kart, abbracciando tutto l'universo kartistico, 2 tempi, racing 4 tempi e anche rental, perché anche lì ce ne sarebbe da dire secondo me. Il tutto anche per, spiegare il motivo della mia scomparsa qui sul tubo, che fondamentalmente posso riassumere in 3 punti. Periodo a lavoro intenso, tanto lavoro per cui poco tempo per dedicarmi alla mia creatura, ovvero Vado al Max, il canale YouTube che vedete qui. La seconda è scarsità finanziaria, perché ultimamente non me la passo bene a livello finanziario, per cui soldi per correre non ce ne sono. L'ultima disavventura è stato il sostituire un iniettore della mia amata macchina, anche quella ci mancava, fantastico. Per cui ultimamente non me la passo bene. E sotto questo punto di vista, ci saranno delle novità per settembre che sto cercando di sviluppare in maniera ottimale e concreta, per comunque darvi qualcosa in più a fronte anche di un piccolo supporto economico. Niente di eccezionale, tranquilli, vi spiegherò tutto al momento. Terza è, progetti personali, la posso racchiudere così. A un certo punto si capisce che bisogna diventare grandi e certe cose vanno affrontate, e ci sono anche persone che ti fanno venire la voglia di dire ok, mettiamo la testa a posto, vediamo di comunque indirizzarci sulla strada giusta. Ecco, non che il mondo del karting sia una dipendenza come lo possono essere, che ne so, l'alcol o le droghe. È una sorta di droga, però comunque è buona, ci fa star bene e soprattutto ci dà una valvola di sfogo. In più apro anche una parentesi, fra poco usciranno anche dei contenuti per Veneto Creator, per cui seguitemi su Instagram, e novità delle novità anche su TikTok. Incredibile a dirsi, io che ero contro la piattaforma verticale cinese mi sono adeguato e ho detto ok, proviamo, apriamo. I primi video sono andati bene, siamo sull'ordine delle 1000 views, a parte uno che ha fatto 150.000 views, ed era la reaction di una notizia che è uscita sul resto del Carlino. Comunque sempre in ambito karting, c'è da dirlo. Appunto, molti di voi mi chiedono: Max, ma che fine hai fatto? Perché non corri più? Ecco, questo video, anche questo episodio, anche per spiegarvi come stanno realmente le cose. Non mi sono stancato di correre, mi manca salire in kart, perché a parte qualche sporadica uscita con i rental, non tocco il mio amato CKR da aprile, dalla gara di Ala, per cui capirete da quanto tempo è passato. Prossimamente arriverà però comunque un video molto molto completo, fatto bene come Dio comanda, su un qualcosa di molto molto interessante in ottica 2025. Piccolo spoiler. Arriviamo al dunque. Perché correre in kart costa così tanto? Facciamo un piccolo riassunto storico. Dovete sapere che i primi kart erano semplicissimi, tra virgolette 4 tubi messi in croce, 4 ruote e un motore di un tagliaerba. Per cui se vi dicono ma tu corri con i rasaerba, ricordatevi che il primo motore utilizzato da Arthur Ingels era proprio quello di un tagliaerba, recuperato da un'azienda in fallimento, tanto per farvi capire il concetto di semplicità che c'è dietro a questo mezzo. Ovviamente man mano che gli anni passano, cosa succede? L'evoluzione tecnologica aumenta, si sperimentano materiali, soluzioni, e questo cosa significa? Aumento dei costi. È un po' la legge del motorsport, anche in Formula 1 è
si è partiti da auto molto molto semplici per poi arrivare ai mostri attuali con aerodinamica spropositata, forse anche troppo, motori ibridi, sistemi, mica elettronica, insomma tutto questo comporta ovviamente ad innalzare i costi e lì non c'è budget cap che tenga, secondo me. Appunto, per quanto riguarda il mondo del karting possiamo parlare di cosa? Della progettazione dei telai. Sì, c'è stata un'autentica evoluzione, anche se adesso si è un po' standardizzata, bene o male le geometrie sono sempre quelle, i disegni sono relativamente simili, però comunque c'è ancora un po' di spazio secondo me per la creatività. E ovviamente questo ha comportato un aumento dei costi. Per un telaio, diciamo, buono si parla anche di cosa? 3.000 euro, giù di lì. Parlando poi dei motori, insomma, siamo passati da motori da rasa erba adattati allo scopo a motori realizzati apposta per questa disciplina, e si parla di motori nell'ordine di 5.000-6.000 euro per le categorie più importanti, e questo ovviamente comporta tutto quanto il nostro pacchetto per correre a 10.000 euro circa, e sono il valore quasi di un'auto, neanche forse, però sono tanti soldi se si vuole prendere un kart nuovo. Kart usato sì, vai un po' a spendere meno, ma non sai cosa trovi, perché se vai a pescare il telaio che ti sembra messo bene però è piegato, la fregatura è dietro l'angolo, il motore che non è stato revisionato bene, rischi di grippare e di buttare via tutto, e lì sono soldi. Già, anche perché la manutenzione di un due tempi è totalmente diversa rispetto a un motore quattro tempi. Ogni 8 ore va rifatto il basamento, ogni 8 ore va rifatto il cilindro, tutto quanto, anzi più che ore va fatto a litri, ecco, va fatto a litri, per cui diciamo lì sono comunque soldi che vanno via, aggiriamo intorno agli 800 euro, e non è per spaventarvi, più o meno le cifre sono quelle, euro più euro meno. Però capirete che nel budget di un appassionato amatore una grippata equivale a non uscire per un bel po' di tempo. Direte voi, e le gomme dove le mettiamo? Anche quelle, due tempi le mangiano a colazione le gomme, sono qualcosa di impressionante a livello di quanto riescano a mangiare le gomme, e lì sono 150-160 euro a treno per 4 gomme. Per cui diciamo anche lì si possono un po' gestire, ma comunque sono sempre soldi che comunque quanto te le godi le gomme? Una giornata dopo di buttarle via? Voi non potete immaginare la quantità di gomme che vengono tra virgolette buttate via perché sono finite, non sono più prestazionali in una giornata di X turni, 8 turni mettiamo, 4 la mattina e 4 al pomeriggio, un treno di gomme va via. In più ovviamente mettici l'ingresso, l'eventuale piazzola, così via, insomma un bel po' di soldi che vanno per questa nostra passione se si corre con i kart due tempi. Per quanto riguarda invece l'ambito quattro tempi, diciamo la situazione un po' migliora, ma mi sono reso conto che anche lì le cose non sono poi così tanto diverse. Tenete presente che io ho deciso di comprare il mio CKR Stingray, ma devo ammettere che sto facendo fatica, anche per quello forse ho rinunciato a correre le successive gare di campionato. Avrei dovuto correre a Cremona, la notturna di Lonato, e quella veramente mi ha bruciato tantissimo, e dovrò saltare anche la seconda gara di Cremona qua a settembre. Spero di ritornare in pista ad ottobre, finanze permettendo. Qui diciamo che la situazione cambia non di tanto, perché comunque le gomme sì sono 150 euro ma ti durano di più, vabbè, male non fa, è un buon modo per comunque continuare a girare, ecco. Convertire un monomarcia a due tempi a monomarcia a Brix non è che ci voglia tutto sto granché di lavoro, basta semplicemente spostare la corona dalla parte esterna alla parte interna, cavallotti, piastra, e si monta tranquillamente un Brix in 2 secondi. Ecco, forse questa
è una delle cose più interessanti per quanto riguarda il mondo BRICS/4 tempi racing. Però ovviamente i danni sono sempre dietro l'angolo. Vi anticipo subito, quando uscirà il video di Ala c'è stata una condizione tecnica che ha messo in grande difficoltà tutti noi che abbiamo corso, ovvero il fatto che la pista fosse super gommata, perché essendo dentro un contenitore come quello del Kart Sport Circuit, quest'anno ci sono i kart veri che girano, i kart due tempi che hanno una gomma, una mescola diversa rispetto alla nostra, e la sono giù molta più gomma, per cui dall'anno scorso che eravamo tutti quanti alla ricerca dell'equilibrio tra grip e avere un kart pronto ed attivo per uscire ed essere veloci in rettilineo, quest'anno la bilancia si è spostata su quest'ultimo perché attaccava tantissimo, e questo ovviamente va anche a influire sull'affidabilità, perché ovviamente più un kart attacca il terreno, più il motore fa fatica, più si usura, per cui anche lì diciamo sono pezzi che possono andare via. Ok, abbiamo la possibilità di aprire il motore, sostituirlo con ricambi senza dover prendere un altro motore, però sono sempre soldi perché sono pezzi che arrivano dall'America e sono botte abbastanza considerevoli. Per quanto riguarda la benzina, non consuma tanto, con 10 litri, 12 litri ho fatto quasi un weekend intero praticamente, per cui però col costo attuale della benzina, benché si sia abbassato, sono sempre 30-40 euro che vanno via, mettiamoli così, insomma. Arriviamo poi anche al mondo rental, quello che tecnicamente dovrebbe essere quello più accessibile. Effettivamente c'è stato un po' di rincaro per quanto riguarda le tariffe per fare le gare, quello sì, e più principalmente, a quanto ho sentito un po' nell'ambiente, per i ricambi, per la ricambistica. Per quanto riguarda ovviamente il discorso gare, anche lì un po' i prezzi sono aumentati, perché comunque c'è tanta richiesta. Questo mi fa super piacere, perché un mondo che è sempre stato denigrato dai puristi sta dando la possibilità a tantissime persone di poter cominciare a correre in kart, o comunque anche correre in kart, e togliersi anche delle soddisfazioni. Ok, non saranno dei fulmini di guerra, e di questo preparatevi, perché sto scrivendo un confronto tra i kart rental e i kart racing, anche se è la mia maniera, non i kart racing che voi intendete, ci siamo capiti. Dico solo questo, una popolarità che comunque fa girare tanto i mezzi, per cui c'è più usura, più ricambi, e conseguentemente aumento delle spese. Adesso però voglio fare un discorso un po' più in linea generale sulla filosofia che dovrebbe contraddistinguere questo sport, ovvero la semplicità e la facilità di accesso. Come si può rendere accessibile uno sport che sta diventando man mano sempre per persone più ricche? Per correre in categorie due tempi sento cifre spropositate che, ok, se hai tra virgolette sponsor, appoggi economici, non sono un problema, e se anche il tuo obiettivo è arrivare nelle categorie più alte, allora è un investimento, la vedo così. Ma ovviamente bisogna portare a casa anche i risultati, perché se no gli sponsor se ne vanno. C'è da dire una cosa: chi cacchio è che si può permettere di sborsare 250 mila euro per una stagione in kart? Chi se lo può permettere? Appunto chi ha disponibilità economiche. E questo secondo me va un po' a snaturare quello che è il concetto, la filosofia di semplicità ed economicità che contraddistingueva il kart ai suoi inizi. Era uno sport accessibile a tutti quanti, ok? E dovrebbe tornare a essere così com'è. Ci sono tante possibilità per correre, appunto i racing 4 tempi sono un po' più democratici, i BRICS, i Yellowstone, cioè sono categorie che possono far soltanto che bene questo sport, perché sennò rischia lo spopolamento, c'è da dirlo, rischia lo spopolamento. Per cui secondo me bisognerebbe sempre supportare questa tipologia di categorie semplici ed economiche, che sono comunque uno step per far avvicinare le persone a questo sport. Anche i monomarca hanno il loro prezzo, sento di cifre intorno ai 2500 euro per una gara, per un weekend.
tra carta e motore. 5.000 per una finale mondiale di un monomarca. Potrebbero sembrare pochi, ma sono tanti per un povero Cristo che si fa il culo 8 ore al giorno per cercare di sbancare il lunario, come fa il sottoscritto, perché c'è da dirlo, io lavoro 8 e passa ore al giorno, porto a casa un buon stipendio, ma non basterebbe per coprire tutte le spese che servono per vivere e per correre. Sento sempre dire ma le griglie sono sempre piene. Ok, c'è da fare un'analisi. Nelle tappe del campionato italiano leggevo nel sito AC Karting è stata raggiunta una media di 220 piloti che nelle varie categorie, tra mini under 10, OKN, KZ e così via. Ok, ma quella è gente che comunque corre e ha disponibilità economiche. Ma un povero Cristo appassionato come me non riuscirà mai ad avere le cifre per correre in un italiano. A parte che, come si dice noi in Veneto, i mani risi in testa. Ecco, per cui mi prendono subito da calci nel sedere. Detto ciò, dopo questa riflessione, abbiamo tirato le somme e tutto quello che ci va dietro. A cosa serve il kart per ritornare a essere quello sport appetibile alle masse? Ovviamente è una mia opinione. Servono categorie low budget, come appunto le categorie BRICS, i 4 tempi, che servono per attrarre sempre più persone, ok? Che vogliono divertirsi, approcciarsi a questo sport, in modo che quanta più persone possibile riescono a venire a correre, ma neanche a correre, anche a vedere le gare. Semplicemente non c'è più quella passione o tra virgolette quella diffusione che il karting aveva un tempo. Se andate a vedere su YouTube, fa strano vedere il karting trasmesso da Rai Sport. Addirittura prima del 2000 c'era Eurosport che faceva vedere le gare di kart. Addirittura il mondiale di Carol 99, quello famoso della tamponata di Piccini, di Forea Piccini, insomma quell'ultima curva che ha scatenato il putiferio più grande, era trasmesso da Eurosport. Questo per farvi capire com'è cambiata la situazione. Ok, se si vuole vedere i campionati FIA si può andare tranquillamente su YouTube, perché grazie a Dio almeno lì c'è la diretta streaming. Se si vogliono vedere delle gare, Nord America c'è Car Chasing, insomma la YouTube che io adoro perché fanno delle gare BRICS, i 100 durante la pausa invernale. Per me quello non tocca sana, anche per vedere un po' com'è la situazione, per capire un po' determinate cose. È proprio quello che bisognerebbe fare, cercare di far ritornare popolare questo sport che ormai, visti i costi, sta diventando sempre per poche persone, per i milionari russi dell'est Europa, asiatici. Europei ce ne sono gran pochi, italiani benché meno. Questo significa anche forse una mancanza di fiducia da parte della federazione? Questo non lo so. È una mia opinione. E voi cosa ne pensate? Come ho detto prima, cosa si può fare per rendere questo sport sempre più appetibile a quante più persone possibile? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mi raccomando, sempre in maniera educata, senza offese, e cerchiamo di essere democratici e soprattutto rispettarsi l'un l'altro. Perché se c'è una cosa bella di questo sport è l'ambiente che c'è. Ci si rispetta, certo ci si manda al caldo, però sempre con rispetto e soprattutto con correttezza, anche se in certi casi diciamo correttezza va a farsi benedire. Per questo episodio è tutto, spero vi sia piaciuto. È un esperimento di setup, forse l'ho detto un po' scuro, dovrò migliorare un po' l'illuminazione. Lasciate un like, attivate le notifiche, iscrivetevi al canale e preparatevi perché ci sarà un ritorno in maniera molto importante anche qui su YouTube.